Allora, no, ma c'era un'altra bella notizia, no, che abbiamo dato ieri, no, perché quando dicevano delle sanzioni, no, perché qua si continua a dire ancora sanzioni, ancora sanzioni, ancora sanzioni, è intervenuto Gentiloni, che è il commissario europeo all'economia, ha detto sì, però non tocchiamo l'energia, non tocchiamo l'energia. E non l'ha detto di me, l'ha detto Gentiloni. Lì deve avere qualche caveat dalla Germania, temo. È ovvio, la Germania è tra le nazioni, con l'Italia, ma ancor più la Germania, che è gas dipendente dalla Russia. Infatti uno dei problemi che sarà da vedere è attualmente c'è un compattamento grazie a Putin, grazie tra virgolette ovviamente, grazie perché c'è una strage in Ucraina, quindi lo diciamo, però c'è un ricompattamento apparente dell'Unione Europea, degli Stati membri dell'Unione Europea in maniera straordinaria, non prevedibile poco tempo fa. In realtà bisognerebbe vedere quanto durerà questo scenario, però c'è un'altra riflessione da fare sulle sanzioni. E sulle sanzioni, le sanzioni comunque sono delle sanzioni pesanti, quelle che si stanno realizzando, e su questo anche la Cina sta un po' riflettendo, perché tra le varie riflessioni, quella riflessione che facevamo prima, cioè l'interscambio Unione Europea-Cina è elevatissimo, le sanzioni farebbero molto male anche alla Cina, farebbero molto male anche alla Cina. Quindi, Quelle vedete, che l'Europa mette alla Russia. quelle che l'Europa mette alla Russia L'ho detto e all'inizio, che potrebbe mettere anche alla Cina se, come minacciano gli Stati Uniti, la Cina aiutasse troppo la Russia o peggio ancora Sì, ma gli la Stati Uniti non Cina. possono però pretendere di fare Questo i capiscuola, però gli Stati Uniti fino a che assicurano l'ombrello Qualche nucleare, casino il la figlio di difesa, Biden lo sta combinando, ecco, quello è è È un'altra venuto fuori crepa. uno scandalo Quello è chiaro che perché pare a noi ci essere. mettono le sanzioni se andiamo in Cina a fare determinate cose e poi è il figlio di Biden che va a fare i milioni in Cina. Quello pare essere un dossier, anche qui casualmente rivenuto fuori, Casualmente, ma che vero ha. sembra. Eh sì, E non lo dice di me, lo dice mette, l'FBI. lo dice l'FBI, ma lo dice anche Trump, che è tra l'altro, pensiamoci, Interessato. è un po' interessato, e pensiamoci che cosa potrebbe capitare se. Potrebbe portare alle dimissioni del padre. Potrebbe capitare questo, si potrebbe andare a elezioni, ma comunque le elezioni negli Stati Uniti, per fortuna, prima o poi verranno. Per fortuna dico che per No, no, fortuna ma ci sì. sono elezioni con il sistema democratico, ma anche lì ci potrebbe essere messa in discussione la presidenza di Biden e un ritorno di Trump. Immaginatevi Trump con ancora la guerra in Ucraina, che cosa potrebbe capitare? Chissà, perché potrebbe prendere una direzione o l'altra. E sulla imprevedibilità, su questo caso di Trump, penso che non lo so se era più imprevedibile Putin di Trump, perché anche Trump come imprevedibilità è abbastanza. Sì, però diciamocela tutta, questo modo di porsi di Trump lo conoscevamo ancora prima che venisse eletto per la prima volta e tutti pensavamo, ecco, è arrivato lui, adesso scoppia la guerra. Invece no, È stato l'unico, perché ha fatto una riflessione solo economica ma è quello che li vede e guarda, solo economica. E si è levato da ogni dove. Io ho paura che anche Lo cambi vedo idea. molto più Se cambia interventista idea, Biden, sì, no, lo no, vedo molto più è interventista. chiaro che è più È molto interventista. più interventista, ma molto più combattente. Però la Russia ha A già... fiuto il nostro Sì, direttore, penso. però la Russia ha già detto, attenzione, un altro che è interventista, no? Beh, gli inglesi, diciamocela tutta, sono sempre stati interventisti, sono sempre stati i guerrieri, insomma, no? Del giorno e della notte. E hanno deciso di dare proprio loro per primi le armi, no? Anche le armi antinave. Beh, la Russia è stata chiara, è stata molto 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 chiara e ha detto l'artiglieria a lungo raggio, no? E i sistemi antinave che Londra ha promesso a Kiev
diventeranno obiettivi legittimi per le truppe russe se consegnati in Ucraina. Come per dire, attenta Londra, perché se noi ti mandiamo un missilino... Ecco, il missilino potrebbe arrivare mentre si consegnano le armi, per esempio. Quello è quello... tu non devi lì sarebbe arrabbiarti. attaccato un paese della NATO, anche se mentre sta dando le armi. No, ma, e lo stiamo facendo anche noi, sì, come Unione Europea col Comitato Militare. Ma il problema, potrebbe accadere. Sto dicendo... Siamo sull'orlo, danzando sul vulcano. Ma io sto dicendo questo perché un discorso è dare... Ma se tu dai armi tecnologicamente antinave a lunga gittata, è ovvio che di fatto entri in guerra. Ha capito? Così la potrebbe differenza essere percepito, da percepito da loro, e anche temo legittimamente, su queste cose mi sono consultato un po' con il generale Battisti, e il generale Battisti diceva che potrebbe essere considerato un atto di cobelligeranza sicuramente. Questo è un dato di fatto. Una cosa però è certa, professore, poi la lascio. Una cosa è certa, Limes, la Russia cambia il mondo, ma io sono più che certo, forse mi sbaglierò. Guardate, nel 2008 ci fu la bolla speculativa, che partì proprio dall'America, dove i crediti venivano venduti e la bolla si ingrossò. Alla fine, poveri che non potevano pagarsi il mutuo della casa, ma la banca li finanziava lo stesso e poi vendeva i crediti. Esplose la bolla. Ci fu un crack incredibile che partì da New York e arrivò a Pordenone. Ok? Benissimo. Non ci siamo più risollevati ritornando ante 2008, ma dobbiamo navigare a vista. Poi è arrivata la pandemia, altra situazione incredibile. Per fortuna arriva il PNRR che doveva in qualche modo rilanciare, addirittura si parlava del 4, 5, 6% di aumento del PIL. Oggi si parla dell'1,8-2%. E vi posso dire, per quanto mi riguarda, e forse mi contesterà il professore Mike qui, che nel momento in cui firmeranno la tregua o la pace, il mondo non sarà quello che abbiamo conosciuto ante 24 di febbraio. Beh, su questo direi che è stato profetico il professor Tremonti, che è in realtà un professore di diritto tributario, ma che in uno dei suoi libri, che sono spesso un divertissement sulla geopolitica, però faceva l'esempio di un videogioco nel quale a secondo dei livelli ti arriva un mostro sempre più grande, ed effettivamente è quello che è accaduto dalla crisi Lehman Brothers, poi è arrivata la pandemia, adesso la guerra in Ucraina, cioè veramente il mondo, diciamo l'instabilità del mondo governato da più soggetti, multipolare, è un'instabilità totale, e quindi adesso per esempio una crisi economica per l'inflazione energetica, l'inflazione alimentare, cioè veramente anche qui si sta rischiando molto il commercio, basta vedere cos'è il commercio oggi, anche per le trasformazioni che nel corso, le materie prime che non arrivano, fabbriche che non riescono a produrre. Non riescono a produrre nulla. Tra l'altro le ceramiche hanno problematiche perché dall'Ucraina arrivava il materiale bianco, fine, e non arriva. Cioè, è una situazione questa che non tocca solamente il gas è predominante, ma è tutto quello che ci corre dietro. Ma infatti il rischio, una delle ipotesi è quella di andare verso un'economia di guerra, che vuol dire autarchia, che vuol dire, qui dietro c'è il ragionamento di studiosi dell'economia, di classici dell'economia come Riccardo, cioè Riccardo dimostrava che tra Portogallo e Inghilterra è meglio che il Portogallo faccia il vino e l'Inghilterra faccia i tessuti, e che ci sia un interscambio, perché il Portogallo fa meglio e lo produce a minori costi un miglior vino, e così l'Inghilterra, ecco, questo è l'interscambio economico. La Russia viene messa all'angolo con le nostre sanzioni. Allora, il rublo
ha raggiunto le stesse quotazioni che aveva prima dell'entrata in guerra. Perché? Perché si fanno pagare in rubli. Ah no, si fanno pagare in euro e in dollari, però poi devono avere un secondo conto, pagheranno le commissioni, per il cambio in rublo. E infatti il rublo è risalito ed è alla pari. Petrolio lo stanno vendendo con $35 di sconto al barile all'India, alla Cina, e l'India sta comprando tonnellate di petrolio. Cioè, ha capito la situazione? C'è anche qui un Vada giro. contro l'India, eh? C'è anche un giro. Ci mandiamo gli indiani, i Shoyu C'è anche un giro completo, da un lato anche dell'Italia e degli altri paesi europei che iniziano a fare il giro delle sette chiese, come dicono a Bologna, col cappello in mano nei paesi che sono produttori di petrolio per avere più energia, e dall'altro lato la Russia con Lavrov sta facendo il giro del mondo per andare a cercare di piazzare il petrolio che non vende più, che non venderà più a breve in altri paesi. Quindi c'è tra i vari cambiamenti, diceva il direttore, che il mondo non sarà più come prima. Viene ridisegnato l'interscambio commerciale. Questo per certi L'Ucraina versi spende, attenzione, non sto scherzando, circa 10 miliardi di dollari, e le pensioni in Ucraina sono pensioni da fame. Le badanti vengono qui a lavorare in Italia per poter sopravvivere e vivere nelle loro famiglie e mandare a studiare figli o nipoti alle università facendo le badanti qui. Spendono 10 miliardi di dollari al mese per questa guerra. Non lo dice Di Meo, attenzione, lo riportano media locali citando i dati esaminati nell'incontro, notizia di ieri questa, tra il presidente Volodymyr Zelensky e i suoi ministri economici. 10 miliardi di dollari al mese. Qui il pensiero va subito, però per esempio io, essendo docente universitario, venerdì 1° aprile abbiamo fatto come Dipartimento di Scienze Giuridiche con il magnifico rettore, io ero il referente dell'Università di Udine per la rete delle università della pace, un convegno, diciamo, con la partecipazione anche di studenti ucraini qui in Friuli, di professori che ci sono, professori dottorandi di ricerca ucraini all'Università di Udine, e poi soprattutto c'è stata la voce di docenti universitari ucraini che sono venuti in Italia, in altri anni venivano per studiare, per fare scambio di studenti e così via, che sono venuti come profughi e che sono profughi a Udine per esempio, e che sono accolti qui dalle nostre comunità, diciamo su questo versante, facendo un ragionamento che faceva il cardinale Biffi sull'immigrazione, cioè diceva, e questo si sta verificando con mano, che questo popolo ucraino che è cristiano ortodosso, diciamo, è un popolo che è facile da integrare, ecco, e quindi Biffi diceva quella volta delle parole considerate eretiche, ma che tutti invece gli altri paesi fanno, cioè che si scelgono gli immigrati, la Germania in primis, che si sceglieva gli immigrati che gli andavano bene perché erano ingegneri, siriani ma ingegneri, famiglie non singole, eccetera, eccetera. Ecco, anche qui il futuro è quello però di profughi in milioni che ci arriveranno, perché fino a che stiamo parlando di queste prime avvisaglie di persone che sono arrivate anche in automobile, con la propria automobile alcuni, ma adesso avremo milioni di profughi che arriveranno, perché poi da quando è scoppiata la guerra piano piano iniziano ad arrivare, e anche qui è un altro elemento destabilizzante. 87.000 sono arrivati in Italia sino adesso, pochi rispetto alla Polonia. È un altro elemento destabilizzante, perché
complice la differenza di lingua ovviamente, e il momento dell'integrazione non avviene immediatamente e così via, prima che questi profughi possano diventare elementi produttivi per l'economia ce ne vorrà, ecco. E quindi è un altro elemento destabilizzante. Questo per dire, ritornando alla metafora di Tremonti, che tu come in un videogioco ti arrivi a un livello, ti arriva un mostro sempre più grande, ecco. La situazione è sia di uno sconvolgimento di tutti gli equilibri e le alleanze, sia da un altro lato l'emergere di nuove problematiche che mettono in stretta crisi il concetto Ma di economia globale. il nostro paese come ne uscirà? Politicamente? Sì. Politicamente abbiamo avuto venerdì Diamanti, io gliel'ho chiesto, lui mi ha detto stiamo facendo i sondaggi, perché poi i sondaggi hanno un problema della altissima volatilità oggi, che una volta si nasceva democristiani e si moriva democristiani, oppure si nasceva a destra o a sinistra. Duravi in 2 o 3 mesi con quelle idee, o un anno o due, adesso no. Ecco, adesso addirittura... Basta una notizia per cambiare. Basta una notizia per cambiare. Diamanti ci ha riferito che una certa percentuale, un terzo degli intervistati a recenti elezioni confessava di aver deciso nel tragitto praticamente di andare al voto, l'ultimo giorno, di cambiare a chi dare il voto. E qui c'è un altro elemento, quello del fatto che c'è una disaffezione ad andare a votare. I partiti, la fedeltà nei confronti, la fiducia, scusate, sono 2 cose diverse. La fiducia nei confronti dei partiti, incredibilmente in questo periodo di pandemia e adesso di guerra, è risalita, ma risalita di 2 punti, quando è proprio raggiunta a pochissimo. C'è una piccola risalita di 2 punti, perché probabilmente in questa crisi, dove non sappiamo che cosa ci succederà nei prossimi giorni, qualcuno è cresciuto un minimo di fiducia nei partiti, ma proprio... Ma comunque, al di là della guerra, è stata la pandemia, secondo me, che ha creato anche una spaccatura netta tra italiani. La pandemia tra italiani, c'è stato anche questo fatto nei confronti Novax anche che a un certo punto venivano discriminati in maniera pesantissima da libertà di espressione e tutto. È chiaro che io e Gigi non siamo d'accordo su questo, però da questo all'interno della nostra comunità avere una frattura così lacerante come avveniva è un elemento di distruzione dell'identità collettiva. Io posso essere anche simpatizzante del socialismo, ma non sono mai stato simpatizzante della lotta di classe, perché divide la nazione, divide le identità collettive. Purtroppo con questi temi, come anche con le differenze nell'economia, cioè quando si pagano i laureati appena usciti dall'università una pipa di tabacco, c'è una precarietà, cioè ritorna di attualità la lotta di classe. Scusi, vediamo questi giovani ragazzi, questi giovani postini, arrivano tutti dal sud, ma non vengono nemmeno assunti, da quanto so, hanno i contratti a tempo determinato. E questo è un soggetto il cui capitale è anche volta pubblico in parte. Una volta questa la posta società arrivava perché il postino era uno dei tuoi che ti conosceva la zona, Oggi, poverini, questi qua sono mandati allo sbaraglio. Sono mandati allo sbaraglio e non riescono la posta non viene più recapitata. Perché poi ti dici, ma come mai la demografia in Italia cala in modo vertiginoso? Perché l'italiano deve pagarsi tutto. Perché l'italiano deve pagarsi tutto. Perché oggi sposarsi è una spesa abnorme. Oggi per sposarti devi fare un debito in banca, e se tu vai in banca e non hai le credenziali per aprire il conto e sei un precario, non lo apri. E allora che paese è questo? E mi rifaccio all'inizio, che paese è che sottoscrive l'accordo con la NATO di pagare il 2% e poi va a procrastinare il tutto al 2028,
solamente per tenersi la cadrega sotto il culo, perché questo è il dato di fatto, ma non Draghi. È intervenuto il ministro della difesa, perché aveva capito che altrimenti si andava allo scontro frontale, e allora invece nel 2022 si paga nel 2028, ma questa situazione va avanti dal 2014, lo sa meglio di me, no? Di procrastinare i soldini, di procrastinare. Perché? Perché fu Trump a dire, signori miei, basta l'America. Non può essere solo l'America, no, a pagare o tirate fuori i soldini o auf Wiedersehen, o sbaglio. Su questo, come storia, seguiremo gli aspetti delle elezioni sul versante della Società Italiana di Studi Elettorali. Io sono membro della Società Italiana di Studi Elettorali per la piccola quota, circa un 20% di giuristi, di costituzionalisti che sono all'interno di questa società. In questo periodo abbiamo anche la fortuna che proprio venerdì insieme a Ilvo Diamanti c'è stato anche un suo allievo che è Luigi Ceccarini, che è il presidente della Società Italiana di Studi Elettorali, e faremo degli incontri su questi temi. Ne parleremo anche noi con lei. Certo. Ma il paese, c'è anche Conte, io per l'amor di Dio, anche Conte, no? L'ex duo premier, perché ha fatto 2 volte il premier, no? Tutti si dimenticano che nel 2016-2017 firmò lui l'aumento delle spese militari. Cioè, non le ho firmate io né lui. Solo che il ragionamento è caduto male il tutto, perché doveva in qualche modo essere applaudito per diventare il leader del Movimento 5 Stelle. Allora, per non incontrare ostacoli, si è messo di fatto contro l'aumento del 2% del PIL, che è zero rispetto alle nostre possibilità. Che poi non significa armare, no? Significa mettere in funzione una macchina che comunque prende anche quelle persone che operano nelle fabbriche per l'armamento o quant'altro. Non significa che il 2 per 1000 vedi i militari che passano con i carri armati, anche perché non abbiamo noi. Però anche per difendere ogni tanto il nostro paese, quando si può difendere, erano tutti i paesi che avevano deliberato il 2% che non applicavano queste cose qua. Certo. Poi adesso con la guerra in Ucraina la Germania ha fatto uno stanziamento straordinario. 100 miliardi. Ecco, la Francia anche. La Francia, però erano tranne che noi. No, però erano tutti i paesi che facevano marameo. Ma le hanno fatto tutto, però quando le hanno messi, no, con la faccia davanti al muro, tutti hanno sottoscritto, compreso l'Italia. L'altro giorno hanno diluito al 2028. Che serietà di paese è questo? Dai, su, questo è il paese Italia. Questo dai. È perché abbiamo una situazione politica. Poi ci lamentiamo perché gli altri paesi, insomma, prima di darci i soldi ci pensano 10 volte. Perché abbiamo una situazione politica dove siamo in realtà commissariati, cioè Draghi è, questo lo dice Caracciolo, Draghi è il commissario degli Stati Uniti in Italia. Ma questo perché? E in Europa. Perché l'Italia non ha saputo esprimere un politico vero e reale, quelli che magari conoscevamo 30 anni fa, 20 anni fa, 30, 40. Ci fanno rimpiangere Andreotti, Craxi, che avevano una visione. Io mi ricordo che fu solo uno che fece a Sigonella, e io ero favorevole in quel caso al trasbordo in America del terrorista palestinese all'interno dell'aereo, e i Marines circondarono quell'aereo affinché l'aereo potesse partire e andare in America. E Andreotti diede l'ordine di accerchiare i Marines dai carabinieri. Ci furono i 2 cerchi. Dai carabinieri. Bisogna avere... no? Vabbè, ci fermiamo qua, se no ci arrestano. Grazie al professor Guglielmo Cevolin, a domenica prossima con lui per, speriamo, ma ormai non lo dico neanche più, speriamo di metterci la parola fine, at the end, però non lo sappiamo. La prossima volta vi spiego anche di cosa si tratta, di questa lotta un po' particolare di difesa, mai di attacco. Il MAC. Grazie ancora. Sigla, Cristian.